finisce la signora, poi... Sì, io faccio parte di un'associazione, Centro per il Diritto del Malato di Portogruaro, per cui parlo anche da un po' dentro, anche se non conosco le cose tecniche dell'ospedale. Cioè, se può essermi stato utile come cittadina sentire che la conferenza dei sindaci già da luglio del 2013 aveva fatto suo l'idea dell'ospedale unico, cioè questo mi stupisce, perché però non cambia la sostanza del mio atteggiamento nei confronti dell'ospedale unico. Sì, non so se si è capito, ma sono molto contraria all'ospedale unico. Tanto il territorio San Donà-Portogruaro ha distanze 35 km. San Donà ha 3 ospedali, perché Rizzola, si parla sempre di Portogruaro e San Donà, ma non si tiene presente che c'è Rizzola, San Donà e c'è Jesolo. E poi Jesolo, tra le altre cose, non ha neanche una storia di ospedale, perché era nato non come ospedale, eccetera. Sull'ospedale di Jesolo già da decenni si parla di chiudere, eccetera. Ecco, quello non si razionalizza, adesso si parla di... comunque è ancora lì, e questo lo imputiamo chiaramente alla politica che non ha voluto. Mi ricordo gli episodi di qualcuno a Jesolo che andava sul campanile per buttarsi giù se chiudevano l'ospedale. Sì, questo è nella programmazione Jesolo. Sì, va bene, comunque questo è nella programmazione Jesolo? Sì, l'ho visto, ma ricordo un po' di cose, sì, mi ricordo certo. di Jesolo. Ecco. Allora ricordo che a San Donà c'è Rizzola, c'è Jesolo e Portogruaro. Le distanze non sono una cosa da niente, perché dire a uno vai in medicina a Jesolo, a un anziano, oppure vai a San Donà a fare un esame, cosa vuol dire? Vuol dire se un anziano deve farsi accompagnare da un parente, deve chiedere, quindi ci sono dei costi che sono altri, che sono indotti, cioè il costo della benzina, c'è il costo dell'inquinamento che produci, c'è il tempo. E quindi non è solo una questione razionalizzare, siamo tutti io non pretendo che a Portogruaro o a San Donà, se fossi cittadina di San Donà, dovrei fare un intervento a cuore aperto, nessuno lo pretende, perché il buon senso ce l'abbiamo tutti, cioè io vado a Padova, vado a Treviso, poi questa è una cosa. Nessun cittadino di Portogruaro, di San Donà, vuole l'ospedale unico. Che sia chiaro questo, perché lei diceva giustamente, io ho preso nota, che giustamente siccome la sanità riguarda il territorio, è il territorio che deve decidere, no? Si presume che i sindaci diano voce alla voce del territorio, ma non è sempre così se la conferenza dei sindaci fa queste proposte, perché i cittadini tutti sono contrari. E non si può una regione fare delle scelte in barba alle esigenze dei cittadini, questo. Anche perché l'ospedale unico, poi torno alla dottoressa che mi è anche piaciuto molto il suo intervento. Volevo solo dire che... Se ha 2 o 3 domande... Sì, perché l'ospedale non diventerebbe mai... Non sei tutti i cittadini, penso, velocemente, volevo dire... molti potrebbero dire quello che dico io. Allora, non diventerebbe mai l'ospedale unico un ospedale di eccellenza, perché l'ospedale di eccellenza c'è già l'Angelo, c'è Padova, giustamente non potrebbe diventare. Poi lei mi ha fatto una frase che mi ha fatto sorridere: non c'è un problema economico, perché i soldi ce li dà lo Stato. E di chi sono i soldi? Cioè, se noi ci tolgono i servizi, dobbiamo pagare 10 euro per ogni, faccio un esame del sangue, devo pagare 60. Ma sto parlando dell'aspetto di non è diverso. Lei dice non c'è un problema economico. Secondo me fare un investimento di questo tipo è anche un problema economico, perché i soldi, se non saranno sganciati dalla regione ma dallo Stato, per me cittadino sono sempre soldi della collettività. Poi e quindi questa è un'altra motivazione, cioè si deve fare investimenti imponenti su una cosa su soldi che non ci sono, che ci tolgono servizi. Un'altra cosa volevo dire, e gli ospedali esistenti? Cioè, in un momento in cui si dice non costruiamo più ex novo, recuperiamo il vecchio, eccetera, si pensa di fare investimenti enormi e si
e lascia stare tutte le strutture già esistenti. Faccio presente che il vecchio ospedale di Portogruaro, che è chiuso da 30 anni, quant'è, è ancora lì che non si sa cosa fare di lui, ed è un investimento che, per dire le decisioni, i tempi della politica nel scegliere le cose, per cui bisogna fare anche un discorso sulle strutture già esistenti. Ecco, questo è un altro argomento. Poi a me viene il dubbio che, vabbè, io volevo dire altre due cose, comunque la lascio parlare, però il discorso che ha fatto la dottoressa mi è piaciuto, perché si capisce che lo fa con passione e che gli interessa. Però dico questo, anche a me piacerebbe andare in ospedale e guardare il cielo e magari un albero fuori, però se io devo farmi accompagnare da mio figlio per andare in un posto, devo perdere una giornata eccetera, rinuncio alla passeggiata, vado a farla dopo la passeggiata. Ok, così signora, ha fatto il suo comizio? Non ho fatto il comizio. Ha fatto il comizio, non lo sa perché? Va bene, scusi, mi sono sbagliato io. Lo sa perché? Perché lei non può dirmi che lei, tutti i 220.000 cittadini non vogliono, magari è vero, ma lei non rappresenta i 220.000 cittadini in questo momento, lei rappresenterà magari 199.000, non i 220.000. Seconda cosa, le faccio solo questo come battuta, quando io ho detto che non è un problema di soldi, l'ho detto rispetto al ragionamento che fa la conferenza dei sindaci, che dice io scelgo quando so di avere i soldi, e allora in quel contesto io ho detto non è un problema di soldi, ma scegliete. Tutto il resto non c'è. La domanda di prima e poi chiudiamo e vi ringraziamo. Io voglio dire una cosa, l'ospedale, io non sono d'accordo sul fatto che non sarebbe un ospedale di eccellenza. Per questo motivo l'ospedale di eccellenza non è un ospedale dove c'è la cardiochirurgia, la neurochirurgia e quant'altro. L'ospedale di eccellenza è quella dove viene utilizzata la tecnica migliore in per qualsiasi condizione clinica. La tecnica migliore con la sicurezza maggiore possibile. Questo è l'ospedale di eccellenza. Non importa che abbia 500 posti letto o 1200 posti letto o che abbia la cardiochirurgia, non è questo il problema. Il problema è che io posso definire un ospedale di eccellenza quando qualsiasi procedura è garantita con la tecnologia migliore, i livelli di conoscenza migliore e la sicurezza migliore. Questo è l'ospedale di eccellenza e può avere 500 posti letto come 1200. Sotto un certo numero di posti letto si fa fatica a garantire questa cosa, ma non perché non si voglia, ma perché i numeri si riducono e ci si esporrebbe ad un investimento che è incompatibile. Questo è il problema. Ma questa è un'economia di scala che tutti conosciamo, è alla portata di tutti. Siccome io passo, quando posso, ascolto le persone, perché imparo molto dalle persone e soprattutto dalle persone che stanno male, io capisco chi maledice perché deve assistere un padre a Jesolo. Cerchiamo anche di capire che trasferire quel paziente in un altro ospedale, che sia Jesolo o che sia un altro, poco cambia, serve a dare posto a qualcun altro che altrimenti resterebbe fuori. Perché i posti sono a Jesolo? No, guardi, non cambia, che sia a Jesolo o che sia in un altro ospedale. Io capisco che è duro mandare giù il fatto che devo assistere mio padre da tutt'altra parte. È morto il giorno dopo. Ma attenzione, la morte non è prevedibile. Attenzione che quella persona ha lasciato il posto a qualcun altro che doveva entrare. E nella programmazione quello che diceva il sindaco, che forse non è chiaro i progetti di quello che resta, posso condividerlo e mi farò portavoce al dottor Bamezza di questa richiesta. Ma quello che può restare in loco è proprio un numero di posti letti, cosiddetti letti di comunità, dove c'è l'accoglienza per un certo tipo di residenzialità, anche terminale, vicina ai cittadini. Quindi l'ospedale per acuti con questi criteri ha bisogno di un nuovo ospedale, ma questo non significa che vicino ai cittadini non restino una serie di servizi che sono proprio quelli
dedicati agli anziani, dedicati all'attività diagnostica, che sono quelli dei quali abbiamo bisogno con una maggiore frequenza, con una quotidianità più frequente. Questa è la differenza. Ho visto nel vostro sito che c'è una interrogazione del consigliere Alessandrini che chiede che vi facciate carico di questo studio che è stato richiesto dalla conferenza dei sindaci. Io chiedo, voi siete intenzionati di pagare questo studio o non se ne fa niente, devono arrangiarsi i sindaci, e se si fa questo studio? Allora, noi consulenze esterne ormai non ne diamo più in nessuna materia, perché c'è tutta una serie di cose che non possiamo permettercele. Metteremo i nostri 2 funzionari migliori della sanità a disposizione. C'è già un accordo col sindaco di San Donà che è stato la settimana scorsa, e metteremo il nostro responsabile dell'edilizia sanitaria, che è il dottor Canini, e un altro responsabile d'area della sanità, per sbrogliare quelle questioni che non siano già... Allora, ci sono una serie di questioni già sbrogliate nel precedente lavoro che ha fatto la conferenza attraverso tecnici regionali. Sono quelle della viabilità, quelle del rischio idrogeologico, quelle di quotidianità. Manca tutto l'aspetto sociosanitario, inteso problema della fuga verso Friuli e le altre questioni sempre di cura sanitaria che non erano all'interno di quel lavoro che dava come risultato San Donà di Piave, che mancano e che noi metteremo a disposizione delle nostre professionalità e dei nostri dipendenti per risolvere tutta quella questione, e quindi arrivare a quell'ulteriore passaggio che manca.